Bisogna credere ai mulini a vento. Ancora economia, si è conclusa a Venezia la 2 giorni dei giovani imprenditori di Confcommercio. Dal presidente Carlo Sangalli arriva la proposta di un patto per la crescita del paese. L'intervista è del nostro inviato Vittorio Cota. A conclusione di questa 2 giorni veneziana, lei, salutando i presenti, lancia l'idea di un patto. Un patto che dovrebbe anzitutto registrare le caratteristiche vere dell'Italia produttiva. Un'Italia in cui vi sono grandi imprese industriali, ma anche un'Italia in cui vi sono tantissime piccole e medie imprese manifatturiere e tanta impresa diffusa, sia necessario per individuare soluzioni che consentano a tutte le imprese di meglio competere e di crescere. Veniamo ai consumi. Questo 2010 sarà ancora un anno deludente. Sarà ancora un anno dove vedrà i consumi in generale subire ancora un momento di grande sofferenza. La domanda interna deve essere certamente vivacizzata e allora per contrastare questa spirale bisogna mettere in campo una risorsa importante che è l'economia dei servizi, che vale qualche cosa come il 58% del PIL e il 53% dell'occupazione. Il presidente dei giovani di Confcommercio ha lanciato la proposta in alcuni casi di detassare l'IRAP. Mi pare questa che sia una proposta per consentire alle nuove generazioni di affrontare questo rischio di fare impresa.